A poche ore dalla lettera del sindaco sulla guida turistica in cui si denigrava la città di Agrigento, arriva la risposta del gruppo editoriale milanese. Non ci sono le scuse dirette, ma una presa di distanza, neanche tanto palese, forse più per smorzare le polemiche e l'eventuale danno d'immagine che ne potrebbe derivare al gruppo. Il gruppo editoriale milanese nella lettera a Firetto, dopo aver ringraziato il sindaco, ci tiene a precisare di prestare da sempre particolare attenzione alla valorizzazione di tutto il territorio del nostro paese. Lo dimostrano, si legge nella lettera, le nostre scelte editoriali, i nostri palinsesti televisivi, la cura che riponiamo nel rendere tutte le nostre librerie sul territorio dei luoghi a servizio della cittadinanza e degli spazi di scambio e di promozione del pensiero. Non appartiene alla nostra identità e al nostro linguaggio qualunque intento denigratorio nei confronti di regioni e città, ancor meno quando si parla di una terra intrinsa di storie e colma di bellezze come quella siciliana, che ha peraltro regalato alla nostra letteratura degli autentici capolavori. Ma precisiamo dal gruppo che lo stile diretto e l'approccio personale al viaggio riportano considerazioni di carattere soggettivo, frutto di un'esperienza dell'autore stesso nei luoghi raccontati. E a conclusione precisano che sarà nostra cura, si legge, condividere il suo punto di vista con la sede centrale a Londra, con l'obiettivo, nei limiti della dovuta salvaguardia di libertà e autonomia di pensiero, concludono.